Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Paraconi di Cagliari per assistere alla 10ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile tra il Cagliari, l'FFC Cagliari e il Bellator Ferentum dell'FFC Cagliari. Mentre parte l'incontro con la Vargiu, c'è il pressing di Will su Vargiu, perde palla Vargiu, ci riesce poi ad andare alla conclusione, una finta, palla con la sinistro sul secondo palo, poi arriva alla conclusione ancora di Azzori, palla sul fondo. C'è libera Will, non riceve, pallone messo in mezzo, poi arriva la conclusione di Will, una cannonata, mentre adesso Pecche, il dribbling, palla dentro, c'è la conclusione ancora della numero 27 Azzori, palla che termina sul fondo, invece cerca e trova Marta tra le linee, ancora Marta, salta la diretta avversaria, Marta calcia col destro, calcio di punizione, Chiesa sul punto di battuta, palla per Will, la deviazione di Marta e c'è il gol di Will che sblocca il risultato 1-0 per una rete a 0. Adesso Gabbi si accentra con la sinistra, il destro e c'è il gol di Gabbi sulla gran giocata della giocatrice brasiliana. Per Gabbi, scusate, si gira ancora Gasperini, la finta, palla per Pecche, si accentra Pecche, può provare il sinistro, invece scarica per Vargiu col destro e poi arriva ancora Gabbi e c'è il raddoppio dell'FFC Cagliari, ancora con Gabbi sotto misura sulla respinta, ancora palla dentro per Marta, il gran gol di Marta. Ancora palla dentro, la deviazione di Pecche e c'è il gol del 3-2 sull'imbucata di Will, ma termina l'incontro tra l'FFC Cagliari e il Bellator Ferentum con la vittoria della formazione cagliaritana per 3-2.